protezione del lupo e nuovi scenari per gli allevatori dopo le tante predazioni. Il via libera è arrivato oggi dal Consiglio europeo, declassata la tutela dell'animale, più flessibile la gestione del contrasto. Troppa burocrazia e pochi cantieri aperti, fate presto. Il presidente della provincia di Treviso si rivolge a consorzi di bonifica e genio civile mentre continua la conta dei danni è milionaria per l'ultima alluvione nella Marca. Sterminare le nutrie per proteggere gli argini dei fiumi dalle esondazioni. Il melognano Gio Formaggio rilancia le parole di Zaia, ma invoca anche l'intervento dei cacciatori Bagara al ring con Andrea Zanoni. Tragedia sfiorata a Rubano, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di soli 14 anni che aveva minacciato la mamma e i due fratelli con un coltello. Il giorno dopo la tragedia consumatasi a 2 passi dalla scuola, lo strazio degli amici e dei compagni del 18enne padovano Alessandro De Marchi, fiori, peluche e messaggi davanti all'istituto. Polemiche a Venezia dopo il divieto della questura di esporre uno striscione degli studenti nella manifestazione per la libertà d'espressione contro le limitazioni del nuovo DDL sicurezza. All'ospedale di Bassano il piccolo Alexander nasce con la camicia completamente avvolto nel sacco amniotico, ancora intatto un caso ogni 80.000 parti che in antichità veniva considerato un evento magico. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura lo avete sentito, una svolta storica sulla protezione del lupo. Il via libera è arrivato oggi dal Consiglio europeo a Bruxelles. Questo è un passaggio importantissimo verso una tutela ragionevole del lupo. Con questo passaggio potremo abbassare il livello di tutela del lupo nella Convenzione di Berna. Esulta l'onorevole Dorfmann che insieme a un gruppo di colleghi europarlamentari ha convinto la Commissione europea a spingere per una revisione della Convenzione di Berna e conseguentemente della direttiva Flora, Fauna, Habitat. All'esito del voto atteso oggi a Bruxelles, il Consiglio europeo ha dato il via libera all'abbassamento dello status di protezione del lupo e con la modifica della Convenzione di Berna Stati e Regioni avranno maggiore flessibilità nella gestione del grande predatore. Oggi abbiamo più di 20.000 lupi nell'Unione Europea, il lupo non necessita più di essere strettamente protetto. La garanzia della tanto attesa certezza del diritto che è mancata completamente negli ultimi anni, aggiunge ancora Dorfmann. Tecnicamente il Consiglio europeo ha votato per il declassamento della specie Canis lupus da rigorosamente protetta a protetta, un voto che apre nuovi e importanti scenari più favorevoli alla tutela dei nostri allevatori e quindi all'effettivo contrasto del lupo, scrive in una nota l'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, che lunedì aveva chiesto al ministro Pichetto Fratin di confermare la posizione favorevole dell'Italia. L'abbassamento del livello di protezione del grande predatore consentirà a Stati e Regioni con popolazioni stabili di lupi di adottare misure concrete per tutelare il bestiame nei pascoli e sugli alpeggi, senza compromettere l'impegno nella conservazione del lupo. Maltempo, alluvioni e manutenzioni, la burocrazia frena i cantieri. L'allarme del presidente della provincia di Treviso, fate presto. L'appello è quello di accelerare sulla burocrazia, perché da maggio ad oggi io so che tanto il genio civile quanto i consorzi di bonifica si sono mossi per produrre dei piani di manutenzione, dei piani straordinari per nuove opere. Però dico che ad oggi, passati 4 mesi dall'alluvione di maggio, 5 mesi anzi, scusate, non si è visto nessun riscontro concreto. Progetti tanti, cantieri pochi, parla nella duplice veste di sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon. Destinatari sono i consorzi di bonifica e il genio civile, a poco meno di 48 ore dall'ultima ondata di maltempo che ha lasciato segni pesanti non solo nella città del Giorgione, ma anche a Silea, Preganziola, San Zeno a Treviso, Casier, solo per citarne alcuni. Però passata l'emergenza poi non si vede alcun tipo di azione di manutenzione. So che stanno lavorando ai piani, devono fare i bandi di gara, tutte le cose che sono previste dalla procedura, però so anche che non abbiamo più tempo, i cittadini non hanno più pazienza, capisci? Quindi diamoci da fare tutti, l'appello è che tutti facciano più presto che possono, perché non c'è tempo da perdere. Anche perché, dice sempre Marcon, la stagione più critica, l'autunno, è alle porte. Ciascuno quindi faccia la propria parte. I canali irrigui sono competenza dei consorzi di bonifica, alcuni corsi d'acqua, per esempio a Castelfranco Veneto ne abbiamo 2, il Musone è competenza del Genio, la Venale è competenza del consorzio di bonifica Piave. Se cambia il clima, questo è il principio, devono cambiare anche gli strumenti, non è solo questione burocratica ma pure economica.
bonifica che riguarda da vicino i comuni. Bisognerebbe avere la possibilità di avere le risorse per programmare manutenzioni e programmare opere strategiche in anticipo alle emergenze, altrimenti siamo sempre lì a rincorrere danni che succedono, paure dei cittadini, e finora siamo stati anche fortunati nella zona nostra che non abbiamo avuto vittime o feriti, e abbiamo visto in giro per il paese che così non è sempre. Maltempo fanno discutere le parole del governatore Zaia, che l'altro giorno ha parlato della necessità di eliminare le nutrie per salvare gli argini dei corsi d'acqua. A ring lo scontro tra i consiglieri regionali Zanoni del PD e Formaggio di Fratelli d'Italia. Le nutrie non sono un problema, cioè come ha detto Zaia. La nutria espiatoria non c'entrano niente, sono stati la nutria ha distrutto la nutria ha distrutto fossi e canali ovunque in Veneto. Allora, allora sai chi è la colpa a questo punto? Allora, di chi ha portato la nutria qua, che non era un animale, è stata mollata. Scusami, Formaggio, ma dimostri. La nutria deve essere sterminata. Sei anche in commissione ambiente, va bene. Vediamo chi parla a voce più alta. Però mi dice una cosa, no, io vorrei che non funzionasse così. C'è un piano di eradicazione delle nutrie del 2021 fatto da Zaia. Allora se Zaia si preoccupa e dice che è colpa delle nutrie, vuol dire che Zaia ha fallito, non sa fare nemmeno l'eradicazione delle nutrie. Perché adesso le nutrie le possono uccidere soltanto le stesso, anche se come allora anche adesso le nutrie non si capisce. Francis, lo fermi, lo capisco. Ho capito, però se mi fa dire una cosa, perché adesso è chiarissimo quello che ha detto, così non si capisce nulla, cioè non arriva neanche il messaggio diciamo di questo confronto. Però cosa dice Zanoni che è interessante? Zaia ha fatto un piano nel 2021 di eradicazione completa e questa cosa evidentemente non l'ha applicata. Dice Formaggio, adesso tocca a lei, che qui adesso la possono fare solo le guardie, diciamo, chi è titolato e intervenire, catturarle, quel che è. Quindi cos'è? Caccia aperta alle nutrie? Dice che tutti i cacciatori possono uccidere, devono arrivare dovrebbero a poter uccidere le nutrie. Treviso, Castelfranco, Torri di Quartesolo l'abbiamo visto adesso. Questa notte sono andati sotto acqua. Bene, non c'entrava la pulizia dei fiumi, non c'entravano le nutrie, non c'entravano gli alberi dei fiumi, non c'entrava l'escavazione dei fiumi, erano bombe d'acqua. Bombe d'acqua perché il clima è cambiato, l'Adriatico è più caldo, c'è più umidità e ci arriva più acqua. Sono i cambiamenti climatici, quindi è inutile trovare sempre una scusante. Non c'è nessun cambiamento climatico e non c'è nessun problema. Volete esasperare le persone. Siamo arrivati al punto che dobbiamo andare via con la macchina elettrica, dobbiamo deindustrializzare l'Europa. Siamo gli unici coglioni che aboliranno entro il 2030 il motore diesel, mentre gli altri mezzo milione di persone in Europa, gli altri 7 miliardi e mezzo, 8 andranno avanti a inquinare e a fare quello che vogliono. Ma come fai a salvare il mondo facendo l'ambientalista solo tu? Dai. E ora la cronaca, tragedia sfiorata a Rubano, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 14 anni che aveva minacciato la mamma e i due fratelli con un coltello. Si era chiusa in camera da letto con gli altri due figli, la madre minacciata con un coltello del terzo figlio appena 14enne, la violentissima aggressione in un appartamento di Rubano. Qui sono arrivati i carabinieri della compagnia di Padova che dopo aver bloccato il ragazzo lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A chiamarli un vicino, preoccupato per la violenta lite in corso nella casa accanto. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe nata al termine di un litigio per motivi banali, durante il quale il 14enne avrebbe imbracciato il coltello minacciando la mamma e i due fratelli che per sfuggirgli si sono barricati in camera da letto. Dopo l'arresto il 14enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato accompagnato in carcere a Treviso. E ora a Chioggia è morto nel sonno giovanissimo a soli 32 anni.
È morto nel sonno a 32 anni a trovare il corpo senza vita. Sono stati i familiari. La vittima è Luca Nicchetto, che si trovava a casa dei genitori a Valli di Chioggia. Le cause della morte saranno accertate dall'autorità sanitaria con l'autopsia. Potrebbe trattarsi di un malore, mentre al momento dell'intervento del SUEM gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il giovane era tornato a vivere con la famiglia dopo essere stato residente per alcuni anni a Udine. Lascia 2 figli e una nipote che è stata tra le prime a scoprire la tragedia. Una tragedia che colpisce la frazione di Chioggia, dove la famiglia Nicchetto e in particolare Luca sono molto conosciuti. Grande cordoglio e commozione davanti alla scuola che frequentava Alessandro De Marchi, il 18enne di Mestrino, morto dopo uno scontro con la sua moto davanti all'istituto. Pochi hanno voglia di fare lezione, in tanti raccontano un dolore più grande di loro con fiori e peluche o affidando pensieri diretti ad Alessandro De Marchi. E così la cancellata dell'istituto Scalcerle di Via Cave, dove martedì mattina a lungo è stato rianimato il 18enne dopo essere stato sbalzato dalla moto che si era scontrata con un'altra a 2 ruote, diventa una festa di colori davanti a tanta sofferenza. Ci sono a gruppetti le classi dello Scalcerle, ci sono i compagni della quinta e dell'istituto Marconi che a scuola non sono riusciti a entrare, come Matteo. Per me era più di un compagno, perché abbiamo condiviso, oltre ai 4 e inizio del 5º anno del Marconi, abbiamo condiviso tante esperienze insieme. Avevamo appena fatto un compleanno, avevamo dei piani finita scuola, dei piani durante scuola, ci eravamo promessi di comprarci una moto che era quella dei nostri sogni, volevamo andare in giro insieme, ce n'erano di piani, ma purtroppo non sono così, non è andata così, non riesco a cancellare Alessandro. Quando è morto mi sono sempre chiesto se era vero, ho provato a mandargli un messaggio. Speravo fosse uno scherzo, ma non è andata così. Dallo Scalcere al Marconi, il ricordo di Alessandro De Marchi, il suo amore per le moto, la passione per il calcio, il suo sorriso, la sua disponibilità si racchiudono in questo lungo striscione con i nomi dei compagni di classe in rosso. Buon viaggio Dema, sarai sempre con noi. Non ce l'aspettavamo e adesso stare tutti qui uniti e vicini per noi è la cosa più importante. Abbiamo realizzato ciò in memoria di lui, l'abbiamo fatto tutti insieme e speriamo che anche lassù starà bene. Stare vicini aiuta tutti quanti, anche in momenti tristi come oggi, anche ieri. E ci mancherà tanto perché ci rappresentava proprio come classe. A Padova, come a Mestrino, dove piangono Alessandro, la sua famiglia e gli amici. Stiamo organizzando qualcosa da fare prima del funerale, in modo da ricordarlo meglio e stare tutti più uniti per questa sua mancanza e il dolore che ci sta facendo tanto male. Voltiamo pagina, andiamo a Venezia, polemica dopo il divieto della questura di esporre uno striscione degli studenti medi del Veneto con scritto "Rovesciamo il governo". Nell'anniversario del biennio di mandato del governo Meloni ci è stato impedito dalla questura di esporre lo striscione con scritto "Rovesciamo il governo, liberiamo il paese", perché sostanzialmente ritenuto sovversivo. Si è conclusa così a Venezia l'iniziativa contro quelle che sono definite inaccettabili limitazioni al diritto di espressione e di manifestazione contenute nel DDL Sicurezza. L'espressione "rovesciamo il governo" è stata ritenuta inopportuna e quindi sul ponte di Rialto, accanto a quelli di CGIL Ampie articolo 21, l'associazione che richiama nel nome il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, non è stato possibile esporre lo striscione degli studenti medi e universitari. Poco prima in campo San Bortolo, esponenti di varie associazioni e partiti avevano chiarito i motivi della protesta contro un disegno di legge che secondo la CGIL non ha niente a che fare con la sicurezza delle persone. È un decreto che introduce 24 nuovi reati e soprattutto va a colpire la manifestazione del dissenso. Non sarà più possibile difendere una fabbrica con un picchetto, con una manifestazione, perché si rischierà fino a 2 anni di carcere. Questa è una scelta liberticida, repressiva che il governo fa perché non accetta il dissenso. Allora come sindacato chiediamo a tutte le forze sociali e politiche di opporsi contro questo disegno che ci fa diventare un paese europeo arretrato come l'Ungheria e non certo un modello per l'Europa. Il DDL Sicurezza è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato, ma già sul ponte di Rialto si potrebbe
potrebbe aprire il dibattito. L'utilizzo dell'espressione rovesciare, riferita al governo, contiene un'implicita, censurabile incitazione all'odio o è una semplice e legittima espressione politica usata anche nel dibattito parlamentare? Per noi è un atto molto grave, riteniamo che sia importante avere il diritto di manifestare il proprio dissenso, soprattutto in un momento in cui si sta cercando di approvare un DDL, ovvero il DDL sicurezza, che va sostanzialmente a minare la libertà di manifestare e di esprimere il dissenso nelle pubbliche piazze. Per la CGIL c'è poi anche un aggravante, che da un lato si dà un giro di vite, mentre dall'altro il governo abolisce i crimini contro la pubblica amministrazione. Serve libertà di manifestare, libertà di dissentire contro un governo che non sta dando risposte a lavoratori e pensionati che ormai non arrivano alla fine del mese. Dalla roadmap per l'autonomia alle polemiche sulla riforma, questa mattina a Roma l'audizione del ministro Calderoli alla Commissione parlamentare sul federalismo fiscale. La definizione dei livelli essenziali, dei costi e i fabbisogni standard, come dice Giorgetti, è il punto più alto della politica e quindi non spetta a organismi tecnici. Sarà sempre solo la politica con il suo dibattito parlamentare a decidere, lo ribadisce il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli al termine dell'audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sul piatto c'è la polemica nata in questi giorni sul CLEP, il Comitato Tecnico sui livelli essenziali delle prestazioni, presieduto dal giurista Sabino Cassese, che secondo le accuse si appresterebbe a determinare che i fabbisogni standard per finanziare i LEP verranno calcolati in base alle caratteristiche dei diversi territori, clima, costo della vita e gli aspetti sociodemografici della popolazione residente, con effetti definiti dal PD mortificanti per i territori più deboli del paese, non solo del Mezzogiorno e delle aree interne. Calderoli rigetta in toto la polemica. Nulla di vero, la definizione dei fabbisogni standard la deciderà la politica, non certo un comitato tecnico. Il ministro, con accanto il presidente della commissione e neo vice segretario federale della Lega Alberto Stefani, spiega la riforma e snocciola i dati, ricordando un elemento fondamentale. Vorrei confermare che l'orientamento del governo è quello di portare avanti in parallelo e in maniera coordinata e armonica il procedimento di attuazione del federalismo fiscale, dei livelli essenziali e del regionalismo differenziato. Il PNRR, continua Calderoli, indica nel completamento del federalismo fiscale uno degli obiettivi di sistema. Il termine previsto è il primo trimestre 2026. Entro tale data, continua Calderoli, dovranno essere almeno definiti i costi e i fabbisogni standard per le regioni a statuto ordinario e per le province e le città metropolitane, messi a regime i sistemi perequativi e fiscalizzati i trasferimenti diretti. Si tratta di un obiettivo ambizioso, conclude, ma che può e deve essere raggiunto. Una roadmap che intanto vede il Veneto e Zaia convocati già il 3 ottobre a Roma perché, lo ricorda Calderoli, il percorso di chi ha già chiesto le materie non LEP è iniziato. Informo la Commissione che dopo l'entrata in vigore della legge numero 86, 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno presentato richiesta di avvio dei negoziati ed è stato avviato il procedimento previsto dalla legge con riguardo alle materie e ambiti di materie non LEP. E alle critiche sul fatto che si affronti l'attuazione del regionalismo differenziato prima di aver completato il federalismo fiscale, Calderoli replica rammentando quanto fatto dai vari esecutivi di questi anni, guidati anche dal centrosinistra. Si tratta di una critica che evidentemente riguarda in retrospettiva anche tutti i governi che precedentemente a questo hanno tentato in vario modo di dare attuazione ad una previsione che è in Costituzione dal 2001, quale l'articolo 116, terzo comma. Ricordo che il governo Gentiloni aveva sottoscritto delle vere e proprie preintese già nel 2018, al termine della 17ª legislatura. Successivamente si è ritenuto più opportuno approvare una legge quadro di attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione anche agli esiti di un prezioso lavoro di indagine conoscitiva parlamentare. Mentre ha già superato quota 500.000 firme la campagna referendaria promossa da più Europa e da numerose associazioni che chiede di dimezzare da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia per chiedere la cittadinanza, il governatore Zaia si dice contrario e ne rilancia un'altra proposta.
Io raccoglierei le firme per fare in modo che un cittadino, in base alla Costituzione, che è qui da 10 anni e ha compiuto i 18 anni di età, abbia d'ufficio, se hai requisiti, la cittadinanza, non debba aspettare 4-5 anni, perché questo è il vero problema, non quello di dimezzare i tempi. Dopodiché, se ci sono dei cittadini che vogliono dimezzare i tempi, è altrettanto vero che ci sono altri cittadini che non li vogliono dimezzare. Siamo il paese che dà più cittadinanze anche quest'anno, il doppio della Germania, visto considerato che non è che siamo il fanalino di coda su questo fronte, e penso che così com'è funzioni bene. Il vero problema che c'è oggi, gli immigrati che incontro io me lo dicono tutti, è che nel momento in cui hanno i requisiti o chiedono la cittadinanza italiana. Una settimana fa ho trovato una signora che è qui da 22 anni e si è laureata, master, lavora per una multinazionale in Italia, mi dice io sto aspettando da 5 anni una risposta, ho presentato le carte nel 2019. Questa è la vera sfida, da rispondere velocemente. Un caso raro che secondo le statistiche accade in un parto ogni 80.000, al punto che in antichità veniva considerato un evento magico di buon auspicio per il futuro del bambino o della bambina venuti al mondo in questo modo. È quanto avvenuto nelle ultime ore all'ospedale di Bassano del Grappa, dove Alexander, primogenito di mamma Nucciaca e papà Gianni, è nato con la camicia in gergo medico che si usa per i neonati che vengono alla luce ancora completamente avvolti nel sacco amniotico intatto con tutto il suo liquido all'interno. Generalmente quando il bambino comincia a scendere, spiegano dal reparto, le membrane tendono a rompersi spontaneamente, la cosiddetta rottura delle acque, ma a volte questo non accade per una loro particolare elasticità. Dal punto di vista medico comunque non rappresenta un rischio o una complicazione, perché il bambino è ancora attaccato al cordone ombelicale da cui trae anche l'ossigeno. E con questa notizia chiudiamo il telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia e dell'attenzione a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.